Allora, c'era una bambina che al primo giorno di scuola, dopo un'ora di lezione, tira su la mano. Signora maestra, cosa c'è? Mi fa andare a pisciare. Maleducata, non si dice mi fa andare a pisciare. E io è il primo giorno di scuola non so come si piscia. Si dice, signora maestra, mi fa andare a fare un filino di pipì e la maestra ti manda. Ma io volevo fare un cordone di cacca. Siete voi che dovete applaudire i bambini, non gli altri. Caspita, sì. Braccio in concerto, ma siamo all'asilio. C'era una volta un bambino che disse alla mamma: oh mamma, perché non mi compri una sorellina come me l'avevi promesso 3 anni fa? Figlio mio, per fare i bambini ci vuole tempo, bisogna parlare col papà, bisogna programmarlo e poi adesso sembra che con la rottamazione ce ne danno 2, bisogna aspettare. Dai, fammela io, dai, senza rottamazione, dai, fammela. Ti ho detto che non fai da brava, se no mamma ti sbatte al muro. Però me l'avevi promesso, dai, fammela. Non fa! Sono solo. Vai a giocare con Mauretta. È piccola e si rompe, dai, fammene una. Non fa! E poi la cicogna ha detto che non ne porta più. E allora cambia uccello.